L'iniziativa dell'Associazione Valle dell'Erbezzo di Stregna, nata a Stregna, è partita nel maggio del 2015. Nei primi 6 mesi circa abbiamo lavorato moltissimo sull'aspetto statutario, di moduli di adesione, di redazione delle bozze dei contratti d'affitto. In questo siamo stati molto aiutati dalla Coldiretti di Udine e dal loro ufficio legale. Successivamente nell'autunno siamo partiti con la raccolta di adesioni all'associazione e in questo momento qua siamo circa una cinquantina di soci per circa 22 ettari di particelle. Ci siamo concentrati in prossimità di circa 3 frazioni in questo momento iniziale, ma contiamo di espanderci. Il nostro obiettivo principale, che è quello che anche i nostri cittadini si aspettano molto di più, è quello di cercare di recuperare i terreni incolti di recente stato di abbandono in prossimità delle frazioni, nei raggi di 200-500 metri al massimo. E questo qui siamo, diciamo, lo stimolo di partenza che insomma ci ha aiutato moltissimo nell'iniziativa è stata appunto questa norma regionale, la legge 10/2010 per il recupero dei terreni incolti abbandonati, che insomma abbiamo appena incominciato ad applicare recentemente negli ultimi mesi. È molto importante ed è veramente notevole anche l'aspetto comunitario, no? L'aspetto associativo, perché comunque vedere le persone che discutono, no? Delle proposte con cui arriviamo e ci chiedono le cose, si rendono conto di quello che stiamo facendo e stiamo facendo una cosa che potrebbe migliorare la qualità della vita di tutte le persone che abitano a Stregna o comunque visitano nei weekend Stregna, i vecchi proprietari che magari se ne sono andati, ritengo che sia una cosa estremamente positiva. Le valli del Natisone, non solo il comune di Stregna, io conosco bene i dati del comune di Stregna. Il comune di Stregna sono circa 20 km quadrati, sono 380 abitanti, poco più, divisi su 18 frazioni. Ci sono alcune frazioni che sono ormai frazioni fantasma, che magari c'è gente solo nel weekend, ci sono alcune frazioni un pochettino, diciamo, più grandicelle che arrivano a 40 persone circa, magari una cinquantina al massimo.